Buon pomeriggio, eccoci, siamo pronti per il nostro focus, il nostro approfondimento quotidiano e oggi parliamo della giornata mondiale del donatore di sangue. Una giornata importante, noi lo diciamo sempre quando ci sono queste ricorrenze, che non bisognerebbe parlarne un giorno l'anno ma tutti i giorni, anche perché chi dona sangue dona anche la vita, uno slogan che oggi cercheremo di capire anche cosa vuol dire, entreremo anche nel dettaglio, soprattutto perché si avvicina la stagione estiva e la carenza di sangue per chi ne ha bisogno, e sono tante le persone che ne hanno bisogno, si fa sentire ancora di più. Questo pomeriggio do il benvenuto al dottor Giuseppe Quaderno. Buon pomeriggio, con noi il dirigente medico della medicina trasfusionale Arnas Garibaldi di Catania. Grazie, lei ci aiuterà a capire tante cose e anche a dare al nostro pubblico anche qualche indicazione su quello che vuol dire donare il sangue e soprattutto anche l'importanza di farlo. Do il benvenuto anche a Rosuccia Agnello. Buon pomeriggio, grazie anche a lei dell'Avis di Catania. L'Avis con altre associazioni ovviamente si occupa della raccolta e dei donatori di sangue, quindi grazie anche a lei perché sarà importante anche la sua testimonianza che ha una doppia valenza, ora poi spiegheremo e racconteremo perché. Intanto, dottore Quaderno, partiamo dall'inizio. Cosa vuol dire donare sangue? Soprattutto si dice sempre che il sangue è prezioso, perché? Sì, innanzitutto la donazione è un atto che può essere svolto da qualsiasi cittadino residente in Italia con i documenti in regola ed è un'età compresa tra i 18 e i 65 anni. Vi sono dei criteri stabiliti per garantire la sicurezza del donatore, che è la cosa più importante, nonché poi la sicurezza degli emocomponenti una volta prodotti, perché saranno appunto destinati a finire su altri esseri umani e quindi con tutto quello che ne deriva a livello appunto terapeutico, data l'importanza per lì del gesto, in quanto un paziente che ricorre alla donazione è un paziente che ha un problema reale, serio, senza la donazione non potrebbe avere né una qualità di vita e molto spesso neanche sopravvivere in maniera ovviamente adeguata. Per quanto riguarda la donazione, tutto inizia nel momento in cui il donatore si reca nel centro trasfusionale o nei vari punti di raccolta. Noi abbiamo tra l'altro le immagini del vostro reparto di medicina trasfusionale dell'Arnas Garibaldi, tra l'altro credo nuovi locali perché nel nuovo è entrato appunto Sì, avremo ancora dei rinnovamenti, invero, ecco, perché dobbiamo adeguarci a una normativa che è in vigore e sempre più in continua progressione per garantire il gold standard, sia, ribadisco sempre, a livelli di sicurezza, non solo dell'emocomponente in sé, ma anche a livello clinico, perché noi facciamo anche terapia, in vero, e a livello obiettivamente di sicurezza del donatore. Anzi, direi che forse la prima cosa in assoluto è la sicurezza di chi dona. Diciamo che tutto inizia nel momento in cui il donatore appunto si reca presso uno di questi centri. Vi sono diverse associazioni in Italia che se ne occupano, vi sono circa 278 se non sbaglio punti raccolta per quanto riguarda il sangue e gli emocomponenti, ne parlerò in seguito. Una volta appunto che il donatore si presenta al centro, compila un questionario, vengono accertate diverse cose, tra cui il suo stato di salute, che è la cosa più importante. Se viene giudicato idoneo può donare sangue intero, come diceva all'inizio, oppure direttamente tramite metodiche aferetiche. La metodica aferetica, ecco, ci aiuti a capire anche perché detta così sembrerebbe complicata, in verità è molto semplice. Si collega il donatore a una macchina, un'apparecchiatura per aferesi, che permette la selezione di uno specifico emocomponente che viene trattenuto. Ora, questi emocomponenti possono essere ovviamente le mazze concentrate, che sarebbero appunto i globuli rossi, può essere il plasma o possono essere le piastrine. Naturalmente si può fare una aferesi di un singolo emocomponente come un'aferesi che coinvolga più emocomponenti, in questo caso quindi stiamo spiegando un po' che cos'è il sangue, così. A secondo di quello che viene prelevato si avrà tutta una filiera produttiva che arriverà ovviamente al paziente che necessita di quello specifico emocomponente. Molto spesso purtroppo però, come dicevo, vi è carenza, soprattutto di donatori, perché in seguito alla pandemia i numeri sono crollati. Per capirci, noi quest'anno abbiamo raccolto, anzi nel 2021, che sono dati più sicuri, abbiamo raccolto in dono le 200.000 sacche in Sicilia,
e i numeri vanno ancora a diminuire, e sono numeri molto inferiori a quelli del 2019. Che erano appunto già che davano, ma avevano una percentuale anche del 7-8% in più. Ora i dati specifici in quel periodo purtroppo insomma, poi certo, col poi fatto della pandemia molto, sono infatti, stati e quindi certo anche questo insomma la dice lunga su quella che diciamo che lo la pandemia Stato... ha preso il sopravvento su tutto, e quindi la produzione ad esempio di plasma iperimmune, di cui io personalmente mi sono occupato perché mi trovo ad avere l'onore e l'onere della responsabilità da noi della produzione degli emocomponenti, ha preso il sopravvento su tutto. Questo particolare, che si è visto nello specifico in maniera peculiare per quanto riguarda il trasfusionale, in verità poi si è risentito in maniera amplificata per quelli che sono i reparti, perché privilegiando magari una determinata produzione di emocomponenti, in questo caso il plasma iperimmune, si è iniziato a creare quel fenomeno carenziale che tuttora è in corso per quanto riguarda il sangue intero e altri, diciamo, il plasma stesso, ecco, crollato il plasma iperimmune è diminuita come donazione, certo, c'è stata una mancanza forse di sensibilizzazione. E questo ovviamente ha portato anche qualche difficoltà, qualche rallentamento, per esempio per chi doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico. Gli oncoematologici, i talassemici, i talassemici che necessitano di sangue fresco ogni giorno per avere una qualità di vita decente, come diceva all'inizio, e tutte queste categorie di pazienti che molto spesso non emergono, ma sono veramente tanti e hanno problematiche non solo correlate agli emocomponenti, ma alla filiera proprio produttiva, perché nel momento in cui manca il sangue o si rallenta quello che è il fenomeno trasfusionale, o in alcuni casi addirittura, come spiegava all'inizio, ci sono diversi emocomponenti. Per esempio il sangue ha una durata abbastanza cospicua, abbiamo quei 40 giorni di durata effettiva del concentrato, okay? Delle mazze concentrate. Del plasma addirittura si concela, la durata è molto più lunga. Per esempio le piastrine. Le piastrine sono poche e sono molto utili e durano 5 giorni, che siano prese tramite aferesi oppure possano essere ottenute tramite una scomposizione che viene fatta per singole emocomponente sul sangue intero. Hanno sempre una durata molto ridotta nel tempo, quindi capita quel periodo in cui mancano e sono addirittura scadute, come capita quel periodo... A chi servono le piastrine, per esempio? In quali casi vengono utilizzate? Ma si va, che ne so, dal paziente cardiochirurgico che viene messo in extracorporeo e vengono inattivate, al paziente oncoematologico, al paziente con una patologia un po' più complicata che è dovuta a un'aggregazione massiva che è l'ACID, non scendo nel dettaglio, ma che alla fine, nei casi più estremi, rimane solo la piastrina per rallentare. Per capirci, sono veramente tanti gli utilizzi delle piastrine. Io non scendo nel dettaglio perché si va proprio su cose specifiche. No, assolutamente, però le piastrine, essendo poche ed avendo una durata breve già rispetto agli altri emocomponenti, sono una problematica più grossa molto spesso e tanto sottovalutata perché effettivamente non c'è una sensibilizzazione. Certo, assolutamente. Anzi, molto spesso la gente ha paura di donare in aferesi. Per esempio, ne so, sui 2.900.000 e qualcosa mila di donazioni nazionali, la donazione in aferesi sono 420.000 e qualcosa. Il che vuol dire che, premesso che la qualità delle componenti in aferesi è migliore, ok? Si saltano anche alcuni passaggi, quindi è pronta anche da subito. Insomma, ci sono diversi vantaggi della donazione in aferesi, però richiede una durata di mezz'ora della donazione, 40 minuti in media. E quindi certo questo crea qualche... Sono pochi, ecco. Rosuccia Agnello, chiedo a lei che... dicevamo prima all'inizio, lei si è trovata nella condizione di dover fare una trasfusione e poi da quello è partito il suo percorso all'interno dell'Avis, e un po' ci racconti questa sua storia, insomma, che un po' la riguarda, ma che riguarda anche tante altre persone. Allora, io conosco l'Avis da una vita veramente, la mia esperienza con Avis non è partita da quel 27 gennaio quando mi sono ritrovata a ricevere quelle trasfusioni. Già conoscevo molto bene l'associazione, sono stata anche delegata nazionale Avis della Regione Sicilia. Mi sono trovata spesso nelle piazze, nelle scuole a spiegare l'importanza della donazione del sangue, ma non l'ho mai capita così bene come l'ho capita quel 27 gennaio. Quel giorno mi trovavo lì all'unità di raccolta sangue dell'ospedale Garibaldi Centro. Facevamo raccolta con Avis e ad un tratto sono stata male, sono svenuta, mi hanno portato d'urgenza al pronto soccorso. Mi hanno portato al pronto soccorso, ma la cosa più strana da sentire è stato che dopo il prelievo che mi hanno fatto mi hanno detto: questa ragazza necessita di 2 sacche di sangue, deve fare 2 trasfusioni. È stata un po' un'esperienza particolare, singolare, perché come dicevo prima
mi sono ritrovata tante volte a dover spiegare l'importanza della donazione del sangue, ma mai come quel Quando appunto giorno si ne ho trova... capito appieno l'importanza. E ho pensato anche, sa cosa, signora, che spesso pensiamo che per quanto una cosa non ci tocchi personalmente, in prima persona, non sia importante, ma purtroppo non è così. Quel giorno è capitato a me e io ringrazio veramente quelle 2 sacche di sangue, quelle 2 persone che non so chi sono, ma che ringrazierò sempre, perché grazie a loro io proprio sono arrivata al pronto soccorso che avevo un'emoglobina a 4, una ferritina a 3, che può spiegare bene il dottor Ora poi Giuseppe, cioè, sono valori molto bassi, sì, pericolosi, certo. ovviamente. E quindi è stato grazie a quei 2 donatori che quel giorno mi sono ripresa, ma io, perché è stato fortunatamente per un episodio, diciamo così, che è successo una volta, ma se noi dovessimo pensare, io mi trovo costantemente lì in ospedale e quindi costantemente con le varie emergenze che ci sono e che, con i donatori che purtroppo sono pochi. Però quello che voglio dire è che è un gesto così semplice che viene fatto veramente in 5 minuti, che se ci rendessimo conto veramente che in quei 5 minuti siamo in grado con una donazione di salvare una vita, è una cosa, penso, stupenda, Certo, bellissima. importante, E come importantissimo. dicevo, perché io quel giorno, ma quante persone ci sono, come diceva anche il dottore, talassemiche, e soprattutto ora entriamo in quel periodo estivo dove iniziano le emergenze, quelle persone talassemiche che hanno bisogno costantemente di ricevere delle trasfusioni. Certo, Cioè, se certo. loro sono vivi e continuano a fare una vita normale come la facciamo noi, è solo grazie ai nostri donatori o ai donatori periodici. Certo, assolutamente. Senta, le volevo chiedere, il dottore Quaderno faceva riferimento ovviamente al periodo della pandemia che ha fatto registrare un inevitabile crollo delle donazioni. Voi come Avis come avete vissuto questi anni, purtroppo, questi ultimi 2 anni, e soprattutto se nel tempo sono cambiati anche i donatori, ci sono più giovani, meno giovani, insomma, cosa registrate voi? Allora, guardi, purtroppo Catania come provincia non riesce a raggiungere l'autosufficienza. Ci siamo trovati in periodi come quelli del Covid, che sono stati periodi particolari, e abbiamo cercato, anche se è stato molto difficile perché abbiamo sospeso tutte le attività esterne, tutte le attività nelle scuole, tutte le attività nelle piazze, quindi veramente fare sensibilizzazione in un periodo così difficile di pandemia è stato veramente, veramente difficile, ma questo purtroppo non ha cambiato la situazione odierna, perché anche se siamo un po' rinsaliti rispetto al periodo del Covid, ci ritroviamo costantemente ad avere necessità di sangue, ci ritroviamo costantemente, purtroppo si ritrovano in ospedale costantemente a dover rimandare interventi anche importanti perché non c'è sangue. Quindi un dato specifico che le dico così, perché abbiamo fatto una ricerca per quanto riguarda i donatori Avis di quest'anno, abbiamo visto che praticamente noi abbiamo la maggior parte dei donatori che va da una fascia età di 35 anni a 70 anni, perché ormai si può donare fino ai 70 per chi è già donatore. Quindi questo ci deve far riflettere, e ci deve rifar riflettere nel fatto che ci stiamo accorgendo che ogni anno tutti i donatori vanno in pensione, mi lasci passare il termine, quindi fra qualche anno noi non avremo più quel ricambio generazionale, e quindi la fascia che tocca, che a noi manca, che è solo il 10% di donatori, è quella che va dai 18 ai 35-40 anni. E questa, guardi, che è un problema che oggi ne parliamo, ma domani, dopodomani potrà essere anche una grave emergenza. Quindi Certo. fortunatamente è finito il Covid, fortunatamente noi abbiamo ripreso tutte le attività nelle scuole, nelle piazze, nelle università, nelle caserme, per cercare appunto di riuscire a colmare questa difficoltà che ovviamente potrà presentarsi in futuro se continua così.
Ovviamente l'osservatorio del dottore Quaderno è proprio anche questo, cioè voi vi rendete conto che insomma, il sangue che avete a disposizione non è abbastanza sufficiente, anche ecco, loro sono appunto la parte, diciamo, quella del volontariato, ma voi che invece ci lavorate, che avete anche così da dare risposte anche alle emergenze, alle urgenze, insomma avete collegamenti con tutti i reparti, in tutte le situazioni c'è bisogno, no, di sangue, sì. Quindi voglio dire è ancora più forte e importante anche sensibilizzare in questo senso. Assolutamente sì, perché io poco fa forse ho stressato poco, diciamo, il concetto, però effettivamente in seguito alle carenze la prima cosa che si fa è ritardare alcune tipologie di interventi che magari all'inizio non sono urgenti, però tra questi interventi molto spesso ci sono pazienti oncologici dove nessuno può realmente capire quando e come possa peggiorare la situazione. Questo è un particolare che magari spesso non viene stressato o messo in risalto. Rimandare sempre può comunque comportare, a parte il disagio ovviamente per i pazienti in sé. E poi un'altra cosa che magari questa non viene osservata perché non va spesso alla luce dei riflettori, però è importante, assolutamente importante, il fatto è che noi ci preoccupiamo nella maniera più assoluta della sicurezza, ok? Perfetto, di quella che è l'emocomponente in sé. Insomma, una remora in più per chi no. Invece, noi appunto, abbiamo dei livelli di sicurezza che sono sicuramente che magari potrebbero non essere condivisi, ma le opinioni contano poco, contano i fatti. I livelli di sicurezza per quella che è la filiera produttiva degli emocomponenti di cui mi occupo personalmente, oltretutto, sono altissimi, sono veramente elevatissimi. Il problema è che mancando poi la materia prima che è il sangue intero, insomma, o gli emocomponenti stessi presi tramite aferesi, per poter produrli, ok, e metterli in circolazione nei reparti, molto spesso, soprattutto per quelli che sono emocomponenti anche secondari, perché, o meglio ancora gli emoderivati, ecco, parlerei di questo che è un argomento di cui non si parla mai, gli emoderivati come l'albumina eccetera, noi andiamo a comprare da fuori, li compriamo, quindi spendiamo di più, il livello di calcolo non è conveniente, suppongo, per il sistema, però mancando ovviamente la produzione alla base si deve prendere da fuori. Componenti altrettanto importanti, altrettanto importanti, certo. Ovviamente molti pazienti sanno l'utilizzo di albumina e affini, ma la problematica è che comprandoli da fuori dobbiamo accettare i controlli di altri paesi, che ironia della sorte non sempre sono a livelli dei nostri. Oltretutto un altro fattore che magari non è correlato a questo, però è sicuramente importante, potrebbe essere quello dei pazienti cardiopatici, perché ovviamente l'Italia è un paese ricco di persone anziane rispetto ai giovani, tanto vero che da notare come sta aumentando la fascia di donatori più anziani e come faceva notare poco fa c'è stato praticamente non solo una tendenza ad aumentare l'età, ok? Ma a diventare quasi col tempo la componente principale il donatore più avanti negli anni. Tant'è vero che l'hanno portata da 65 perché è già donata a 70, non è un caso assolutamente perché donano, almeno il sangue arriva. E questo fa capire come da un lato la componente d'età proprio del paese è importante, ma allo stesso tempo le patologie cardiovascolari, che sono tante, necessitano di un occhio di riguardo per quello che riguarda i valori di emoglobina, cioè un soggetto cardiopatico non può avere la stessa emoglobina di un soggetto sano, magari è seguito un intervento, è diminuito eccetera, e quindi con valori più alti dovrebbero essere trasfusi. E sono veramente tanti i pazienti scompensati, quindi cosa succede? Che quando il sangue manca anche lì un pochettino si arranca a, tra virgolette, poter arginare questa problematica che di sicuro riguarda l'intera nazione. Quindi il doppio binario, diciamo, necessità e nello stesso tempo anche sicurezza. C'è una discrepanza vera e propria tra la produzione... Appunto, che poi è strano perché se osservassimo la cosa in maniera più lungimirante si può notare come effettivamente donare sia un metodo di promozione della salute non solo per colui che la riceverà ma per chi dona, perché si effettuano tutta una serie di controlli che sono fondamentali molto spesso per prevenire forse un termine grosso ma di sicuro arginare in circostanze ancora valide, ok, alcune problematiche patologiche, spesso di natura neoplastica o simile, che vengono rintracciate per un banalissimo emocromo, un esame semplicissimo diagnosticate in tempo, quindi che è fondamentale, non solo la così contribuisce a salvare gli altri anche noi stessi, perché tutti possiamo diventare all'improvviso pazienti, ma allo stesso tempo si contribuisce a tutelare la salute propria e quindi quella dell'insieme. Assolutamente, assolutamente. Noi ci fermiamo a una brevissima pausa, torniamo subito dopo in studio.
Eccoci in studio, ci stiamo occupando oggi della giornata mondiale, una giornata importante dei donatori di sangue. È arrivato anche un messaggio di un nostro telespettatore che dice: ho compiuto 65 anni, da quando ne avevo 18 ho donato almeno 2 volte l'anno. Posso continuare a donare sino a quanti anni? Un po' ne abbiamo parlato, dottore Quaderno, però ricordiamolo ancora di più e soprattutto evidenziamo che cosa? Sì, come dicevo poco fa, praticamente aumentando l'età dei donatori, ovviamente è vedendo anche che ciò non crea assolutamente nocumento a chi dona in un'età diciamo più avanzata rispetto ai giovani, è stata portata a 70 anni, ma per chi ha già donato da prima ovviamente, quindi questo donatore è incomiabile, voglio dire, nella domanda può assolutamente continuare. Tuttavia mi auguro, spero assolutamente che possa anche aumentare il numero dei giovani, perché purtroppo gli anziani appunto poi compiono 70 anni, vanno diciamo ad esaurirsi come risorsa, anzi diventano esclusivamente pazienti molto spesso, quindi persone che hanno bisogno di sangue, quindi bisogna dare questo ricambio generazionale. E un po' per la pandemia, un po' per motivi che ovviamente sfuggono, non si sta avendo, quindi il numero dei giovani tende ancora a diminuire, è proprio quello che va a diminuire nel corso degli anni, che poi sono la risorsa fondamentale, oltretutto sono quelli che ne potrebbero anche trarre un maggiore ausilio e beneficio dalla donazione in sé, perché avrebbero tutta una serie di controlli che gli permettono di progredire nel corso dell'età in una maniera più sicura e allo stesso tempo più rivolta anche alla tutela della vita della comunità in sé. Certo, assolutamente. Rosuccio Agnello, lei diceva che la vostra attività anche si svolge nelle scuole, nelle piazze, cercate di sensibilizzare più possibile. Ecco, quando andate nelle scuole, i ragazzi, penso di tutti gli ordini appunto scolastici, quindi dai più piccoli ai più grandi, cosa vi chiedono? Quali sono le curiosità che appunto possono essere rintracciate o ricollegate alla donazione? Allora, di solito noi andiamo nei licei, andiamo nelle università, ma di solito le domande spesso che vengono fatte nei licei sono sempre domande che riguardano l'abuso di alcol, l'abuso di droghe, o tutto quello che concerne i rapporti sessuali, diciamo quello che più interessa, diciamo tra virgolette, ai giovani sapere. Questo è quello che riscontriamo. La cosa che più ci impressiona è il fatto che questi giovani hanno paura, no? Non che non capiscono quanto sia importante il gesto, perché lo capiscono, magari ci provano, ma rimane sempre una paura che dovrebbe comunque finire o non esistere completamente, perché, ripeto, è un gesto che dura 5, massimo 7 minuti, con un gesto di 5 minuti si salva una vita. Certo, assolutamente. Quindi sono queste insomma le perplessità che vi esprimono spesso? Più che altro sì, sono queste le perplessità, sono soprattutto piercing, tatuaggi, perché molto spesso si pensa che chi fa piercing o chi abbia fatto un tatuaggio non possa mai donare. Non è vero assolutamente, chi fa piercing o tatuaggi può farli, ma poi bisogna aspettare un periodo di 4 mesi per poter fare la donazione. Il periodo di 4 mesi si riferisce al periodo finestra per quanto riguarda le epatiti e le malattie in quel senso del sangue. Dottore Quaderno, allora Rosuccio Agnello faceva riferimento anche alla presenza di alcol, di stupefacenti, insomma i giovani soprattutto sono molto spesso assuntori di alcol. Anche questo come può influire, se influisce, insomma diamo anche qualche indicazione. Premesso che l'abuso, in questo caso il consumo di alcol non va bene comunque mai, assolutamente nei giovani. Quello nessuno, e comunque certo. Penso sia un segno anche di decadenza dell'educazione sanitaria del paese quanto aumentano, ed effettivamente sono in aumento i giovani che consumano alcol in maniera diciamo impropria, sì, o comunque grave, un consumo esagerato di alcol. Però ecco,
tutte queste informazioni o voci che girano attorno alla trasfusione molto spesso sono solo voci, perché comunque è vero che di base io non penso che un soggetto che è alcolizzato riesca a trovare anche la lucidità per andare a donare, certo. né che un soggetto che beve ogni tanto, anche un giovane qualche bicchiere d'alcol, in seguito a questo non possa donare, anzi è una di quelle domande che solitamente si fa con la dovuta attenzione, sì, ma che ha meno peso, ok? Perché magari va nel quadro d'insieme, è ovvio che se un soggetto è un alcolista magari non dona, ma avrà altre problematiche, ecco, certo. Sull'alcol ci stresserei poco. Per quanto concerne il discorso dei tatuaggi o di varie altre pratiche, piercing, comunque di uso comune, sì, piercing, sia tra i giovani che tra i giovani adulti, anche gli adulti in sé ormai, per carità. E lì ci sono delle regolamentazioni molto strette che permettono di garantire l'assoluta sicurezza, però a questo punto trovo che sia interessante fare notare che un soggetto che magari giustamente come suo diritto faccia pratiche come tatuaggi eccetera, insomma, allo stesso tempo vuole controllarsi, non è che il donatore è solo un donatore, cioè una persona che dona del sangue, punto. Il donatore è anche una persona che viene maggiormente attenzionata e quindi può fare spesso degli esami di controllo previsti per i donatori che gli permettono realmente di controllare lo stato di salute. Ecco, io volevo stressare questo discorso perché è importante. Donare rende più sicura la vita in sé, ok? Non è un rischio. Poi che sia ovviamente un gesto di grande altruismo, è qualcosa di encomiabile perché ci permette realmente di salvare vite, quindi dal valore etico-morale elevatissimo, sì, ma è anche, non direi egoisticamente, ma ovviamente qualcosa che permette di tutelare il singolo. Tanti singoli tutelati nell'insieme tutelano la comunità, visto che siamo nel periodo delle pandemie. Certo, assolutamente. Senta, per quanto, ultima cosa, abbiamo pochissimi minuti ormai veramente, la tempistica, cioè si dona, poi dopo quanto tempo lo si può fare un'altra volta e con quale metodica, insomma, solitamente cosa... Qua entriamo in un discorso lunghissimo, è vero, perché poi dipende anche da cosa doniamo. Se doniamo in aferesi, ad esempio plasma, non è la stessa per le mazze concentrate. Quello che si può dire in maniera molto generica e semplice è che in base innanzitutto al sesso, ok, e poi tanti altri piccoli fattori che ovviamente c'è una parte discrezionale del medico che effettua la visita. Certo. Ovviamente la donna rispetto a un uomo non potrà donare ogni 3 mesi se è nella fase fertile della vita, perché poi perché per motivi fisiologici naturalmente avrà un'emoglobina già più bassa di suo, quindi come dicevo sempre, viene prima la tutela del donatore, quindi l'uomo può donare ad esempio il sangue intero ogni 3 mesi, però perché dicevo è tutto relativo, perché se magari non donasse sangue intero e dona plasma lo può donare con una tempistica ridotta o più assieme rispetto a quella che è prevista per il sangue intero. Ribadisco, è un gesto che può durare da massimo 10 minuti per il sangue intero a quasi un'ora per l'emocomponente preso tramite afleresi, che sia piastrine, plasma piastrine o plasma solo. Però da tanto, da tantissimo, e permette di poter stare più tranquilli. Cioè noi, almeno io penso che come tutti abbiamo il diritto di poter effettuare una trasfusione di qualsiasi emocomponente o di usufruire di emoderivati, per carità, penso che abbiamo a questo punto il diritto, prima di tutto perché è anche un diritto poter donare, e il dovere di poter donare per contribuire a questo circuito virtuoso. Certo, assolutamente, assolutamente. Noi ci dobbiamo fermare, insomma è stato molto interessante anche perché abbiamo appreso qualche nozione in più e soprattutto l'indicazione viene da questa giornata, ma non solo dagli operatori, da chi lo fa anche volontariamente, come le associazioni, appunto l'Avis, abbiamo avuto questa rappresentante Rosuccia Agnello, insomma alla fine è importante donare in qualsiasi modo, insomma con tutte le cautele, con tutti i controlli e le avvertenze per qualsiasi situazione, però l'importante è donare, perché donare vuol dire appunto donare vite, donare sangue, donare vita. Io ringrazio i miei ospiti, il dottore Quaderno, Rosuccia Agnello dell'Avis di Catania, grazie per la sua testimonianza, grazie a voi che ci avete seguito e buon pomeriggio.